Morire di cassa integrazione di Maurizio Narcisi. Morire di cassa integrazione. È accaduto e accadrà ancora. La morte di un cassintegrato non fa notizia. Il suicidio di un essere umano, costretto alla precarietà, in continua lotta con la sopravvivenza, lascia il tempo che trova. Questa è la drammatica realtà del sociale che viviamo. Per il suicida non esistono assassini. Non ha importanza se il gesto del disperato è stato condizionato dalle altrui decisioni. Il suicida, al cospetto della propria morte, è solo con se stesso e una volta risolta la condizione disperata, la vittima è subito dimenticata. La perdita del posto di lavoro, il reddito ridotto, la vita che devia, improvvisamente, dalla consuetudine che si credeva acquisita. Quel giungere ad una condizione esistenziale soltanto immaginata, tra uno sbalzo d'umore nero ad uno meno severo, ma comunque dannatamente precario. Quel pensiero improvviso del chissà come sarebbe se, subito relegato, col timore della sua permanenza in qualche angolo nascosto della mente. Poi l'abisso, da un giorno all'altro, il crollo della speranza, la necessità del porre fine alla sofferenza quotidiana, il malessere psichico che si trasforma in dolore fisico, la consapevolezza del rappresentare il nulla, immersi nelle scadenze non più in grado di contenere. Il morire di cassa integrazione non si riconosce soltanto nella perdita di un individuo, coi propri sogni e le proprie speranze, ma nel suicidio di un intero paese, condannato ad una instabilità sempre più marcata.